Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio raccontare quando ho rincontrato a 43 anni la scimmietta arancione, la mia scimmietta arancione che mi ha sempre protetto. Ma partiamo dall'inizio. Però prima di partire vi voglio chiedere di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano, nel canale YouTube chiaramente, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove in Telegram nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito Ildegana Marietto Veneziano coadiuvati da Milas. I link sono sotto qui in descrizione, se volete e avete difficoltà a entrare, Milas è sempre disponibile e gentile. Bene, i link chiaramente ve l'ho già detto sono in descrizione qui sotto. Se volete lasciare anche un bel super like o anche un bel commento, il vostro Marietto è sempre contento e fa i salti di gioia come Rintintin. E partiamo subito con la mia scimmietta arancione. Allora, come avrete già scritto nelle altre pillole, il vostro Marietto veneziano piccolino ha avuto qualche problema di atterraggio, quindi da piccolino chi veniva a salvarlo era la propria scimmietta arancione, che era poi il Sai Papa, no? Io ho capito che era Sai Baba verso gli 8 anni, perché? Perché sebbene lui venisse sempre a salvarmi, io non gli avevo mai chiesto il nome di notte, no? Insomma, mi ricostruiva tutto. Poi a un certo punto mi ha chiesto, i miei nemici mi hanno chiesto, ma come fai a ricostruirti di notte? E ho detto, viene quel tipo lì con la scimmietta arancione, che sembra una scimmietta arancione e mi rimette a posto, anzi io sono contento che voi mi massacrate, così quando lui torna, quando ve ne andate via, mi fa stare in un posto bellissimo e mi ricostruisce adagio adagio. Praticamente ero arrivato al punto, non da sadomasochista, ma era così bello stare con la scimmietta arancione che era un piacere farsi massacrare. Morale della favola, una sera io chiedo, perché loro volevano sapere chi era questo qua, chiedo come si chiamava e lui mi continuava a dire il Sai, Sai. Io guardavo su e non sapevo che Sai fosse un nome, no? Anzi mi diceva Baba, non neanche Sai. E quindi io pensavo che questo non sapesse parlare, perché dico, com'è possibile che questo si chiama Papa? Già somiglia a una scimmietta arancione. Comunque, morale della favola, cosa succede? Succede che a un certo punto, una notte, il Sai Baba mi dice che non sarebbe più tornato e sarebbe entrato nel mio cuore. Allora io vado a scuola, chiedo alla maestra com'è possibile che un uomo, un essere umano, possa diventare così piccolo a entrare nel cuore. La maestra delle elementari chiaramente mi dice che è un modo spirituale di dire la cosa. Il vostro Marietto, insomma, era troppo piccolo per capire le cose spirituali e non riusciva a capire come il Baba potesse tornare a essere così piccolino per entrare nel cuore del vostro Marietto. E infatti a quel giorno lì il vostro Marietto non incontrò più fisicamente il Baba, a parte una volta nella, come si suol dire, in un negozio di dischi al quinto piano del supermercato. Però non sapevo che era lui. Ma cosa è successo? A 40 anni il Baba mi ha detto che l'avrei rincontrato a 43, però a 40 anni, più o meno nel 2002-2003, adesso non mi ricordo bene, cosa è successo? Venne una veggente nel mio ufficio, pagata dal mio datore di lavoro, era la classica tipa da 1500 euro l'ora, una delle migliori d'Italia, no? E a un certo punto mi disse che io avevo dentro il Baba nel cuore, al che il vostro Marietto era stupito, perché a queste cose qui mica ci credeva, perché aveva picchiato così tante volte la testa che aveva perso la memoria. E la faccio corta la storia. Morale della favola, questa tipa qui mi dice te lo posso far uscire. E io per sfida gli ho detto provaci se ci riesci. A un certo punto dal mio corpo è uscito il Baba, era alto 1,55 m, 1,60 m, e ho pensato che è questo demone qui? E dall'istinto, da cristiano evangelico, volevo tirargli un pugno in faccia. Mi sono trattenuto non perché non volevo tirargli, ma perché c'era questa signora e non volevo essere volgare. Morale della favola, il Baba si è girato e se n'è andato e mi ha sorriso. Ma perché a 40 anni e non a 43 anni? Perché il vostro Marietto per 18 mesi da piccolino è stato in coma e poi praticamente l'hanno fatto ufficialmente nascere a 64, non a 61, e il Baba aveva ragione, è uscito da me quando io avevo 43 anni. Bene, questa storia è breve solamente per dirvi che il Baba non si dimentica mai delle promesse che ha fatto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.